Benvenuti, bentrovati, eccoci ad un nuovo appuntamento giornaliero con lo sport. L'edizione è quella naturalmente in onda su Caffè TV24, canale 95 per quanto riguarda Veneto e Friuli Venezia Giulia, l'emittente che comunque si vede in tutto il nord Italia, Emilia Romagna e Marche compreso. Per quanto riguarda invece la nostra produzione, www.venetoglobe.com, trovate tutte le nostre produzioni per l'appunto, interviste, reportage e quant'altro in modalità on demand. Andiamo ad iniziare il nostro appuntamento, lo iniziamo con il calcio perché si è chiusa ieri sera la giornata del fine settimana per quanto riguarda la Serie A. Ieri sera in campo Empoli e Genoa, vittoria del Genoa di Prandelli che ha dimenticato subito il suo goleador Piatek per 3-1. In casa Inter invece c'è un po' di tensione con Spalletti che sarà obbligato a vincere almeno una coppa, altrimenti dovrebbe e potrebbe rischiare l'esonero. Stasera ritorna per l'appunto, dicevamo, la Coppa Italia ed eccola con la sfida molto interessante e molto bella tra Milan e Napoli a San Siro. Domani toccherà a Fiorentina-Roma e Atalanta-Juventus. Giovedì invece si concluderà con Inter-Lazio. Sempre per quanto riguarda la Serie A è saltata la panchina di Pippo Inzaghi al Bologna, il ritorno è quello di Sinisa Mihajlovic che ritorna a Bologna dopo 10 anni. Andiamo in Serie B per vedere l'ultimo risultato che mancava al quadro completo della giornata per quanto riguarda soprattutto le Venete. Venezia-Padova 2-1, il derby se l'ha aggiudicato la formazione di Walter Zenga, Cittadella batte Carpi 3-1 e ieri sera pareggio tra Virtus Verona e Cosenza 2-2. Andiamo in Serie C dove nel girone B da segnalare soltanto con attenzione una sconfitta, sembra strano ma è così perché è quella del Pordenone che perde in casa dal Rimini per 2-1 ma nessun problema in casa pordenonese, in casa Tesser perché la situazione è molto tranquilla. Anche il Vicenza continua a perdere, ha perduto al Menti per 2-1 contro il Feralpi Salò. Lasciamo la Serie D che abbiamo visto nei giorni passati, nei giorni scorsi. Il Montebelluna, la squadra trevigiana, è stata sconfitta dall'Adriese, ma ci ritorneremo magari in settimana su questo argomento. Mentre l'Eccellenza ha alcuni approfondimenti da effettuare. Il primo lo effettuiamo subito con l'intervista di rito ed è quella a Stefano Della Bella, il tecnico, l'allenatore del Eclisse Carini Pievigina, che domenica ha costretto ad uno 0-0 la capolista luparense. Eccolo. Siamo con Stefano Della Bella. Possiamo dire che oggi c'è la consapevolezza di essere squadra? Ma è un periodo che lo stiamo dimostrando di essere squadra, compatti. Tra virgolette, passatemi il termine, oggi era una partita semplice perché sapevamo che avevamo di fronte una buonissima squadra, sì, lo conoscono tutti, e sapevamo che dovevamo fare una partita di squadra per riuscire a portare a casa qualcosa. Ci siamo riusciti, abbiamo sofferto perché è giusto soffrire contro queste squadre, però bene. No, dicevamo appunto questa consapevolezza di essere squadra perché avete giocato a viso aperto, sono stati 30 minuti veramente giocati benissimo da tutte e due le formazioni proprio che dimostravano di volerla vincere. No, noi ci abbiamo messo la solita compattezza, ci siamo aiutati uno per l'altro come avevo chiesto. Dopo loro hanno tanta qualità, ci hanno fatto anche girare, soffrire, però siamo stati sempre in partita come volevamo portarla fino alla fine così e ci siamo riusciti. Abbiamo, secondo me, il primo tempo 2 occasioni di ripartenza, abbiamo sbagliato il passaggio che ci avevano concesso degli spazi. Dopo il secondo tempo loro hanno aumentato, ci hanno messo un po' più là, siamo usciti un po' meno, abbiamo avuto una bella occasione con Damuzzo, però dopo con qualche mischia siamo riusciti a portarla a casa. Il telecronaca aveva appunto proprio detto che oggi avrete potuto far male proprio con le ripartenze, che però come dicevi sono riuscite così. No, c'è stato l'errore sull'ultimo passaggio perché i movimenti li abbiamo fatti anche bene. Dopo logico che è anche difficile perché davanti a un avversario che ti viene a pressare alto e dunque era anche difficile, però su 2 o 3 occasioni potevamo far meglio secondo me. All'inizio campionato se ti avessero detto che eri lì
ci avresti creduto? Che ti giocavi i playoff? Lo sai che il nostro obiettivo resta sempre quello di restare più lontano da sotto, perché il campionato è ancora lungo e dunque non dobbiamo fermarci. Sì, è vero che veniamo da una serie positiva, però dobbiamo stare sul pezzo perché non è finito niente. Non è finito niente, ha ragione Stefano Della Bella. Stefano Della Bella e la sua Eclisse Careni Pievigina domenica saranno al Tenni di Treviso per giocare contro il Treviso. A proposito di Treviso e a proposito di Tenni, l'amministrazione comunale, il sindaco Conte, ha dichiarato che non ci sarà il rinnovo per questa società per quanto riguarda il Tenni, per quanto riguarda lo stadio, quindi completamente affondata la società di Capuzzo. Si pensa ad una società comunale con un investitore o una cordata poi per la prima squadra, ma pare che questo Treviso insomma si fermi qua decisamente. Calvinoale che ha battuto il Treviso per 1-0 domenica, altra tegola, sempre penultimi in classifica. Andiamo anche in promozione perché anche qui c'è una cosa da chiarire. Ieri dicevamo e i quotidiani titolavano naturalmente in virtù dei risultati che il Portogruaro era stato raggiunto in vetta dal Prodeco Montello di Marchetti. Non è proprio così, almeno per il momento è così, però non dovrebbe essere così perché il risultato Portogruaro-Caorle di 1-1, che ha fermato appunto il Caorle sul pareggio, è inficiato o potrebbe essere inficiato da una sostituzione non effettuata o c'è qualcosa che non va e quindi probabilmente il risultato sarà a favore del Portogruaro che ritornerà in testa alla classifica di questo campionato di promozione. Lasciamo il calcio e passiamo al basket. Passiamo al basket subito, abbiamo parlato nei giorni scorsi, ieri, appena terminato il weekend, di Fortitudo Bologna e di TVB, Fortitudo che sembra già essere quella decisa per salire senza problemi, mentre anche oggi le dichiarazioni in casa TVB sono quelle di dire puntiamo decisamente al secondo posto per i playoff. Lasciamo la TVB per il momento. Ponzano, l'altra A2, questa volta al femminile, è reduce da una sconfitta piuttosto pesante con Crema, ma ci stava tutta, insomma c'erano anche degli infortuni, c'erano anche delle assenze. Si ritorna adesso in casa sabato prossimo e ci sono ultima e penultima da affrontare. Ci sarà e ci sarebbe la possibilità di raccogliere punti importanti per rimanere in questa categoria. Dalla A2 femminile alla B maschile con la Ruker Sambe che invece contro Orzi Nuovi ha fatto una splendida gara vincendo 79-77 ed anche Marco Mian era piuttosto contento, lo vediamo. Ho detto al coach avversario che erano reduci da tre vittorie, volevano fare la quarta, però questa sera la Samve ha giocato molto bene. No, il problema, te devo dirti la verità, noi giochiamo bene, cioè io voglio dirlo a caratteri cubitali, è che evidentemente a noi piace così, nel bene o nel male, da una situazione di totale controllo passi veramente ci vorrà uno psicologo per questa squadra qua, sono arrivato a questo punto qui perché guardavo le statistiche e non è che sono cambiate, abbiamo tirato male i tiri liberi, questo è sicuro, e già l'abbiamo fatto anche con Lecco e quelli decisivi li stiamo tirando un malluccio e questa è una cosa su cui dobbiamo soffermarci. Chiaro che in allenamento li tiriamo, è che non c'è lo stesso aspetto mentale della partita, io non è che posso ricreargliela, anche se li fai fare 100 suicidi non è come 2 punti perso in classifica o meno. Evidentemente ci piace così, cosa devo dirvi? Io sono stracontento di come giochiamo, questa sera abbiamo fatto una difesa super. Poi devo dire anche che onestamente quando la gente viene qui evidentemente sto palazzetto piace perché fanno dei tiri, Turella ha fatto un paio di tiri stramarcato buttandosi fuori dal campo, facendo canestro, bravo lui, però santo Dio, cioè proprio tutti con noi devono fare sta roba qua. L'altra volta Teghini uguale, tirato allo scadere dall'angolo, bravi tutti. Però è andata bene, bello spettacolo, il pubblico avevi chiesto un po' più di partecipazione, c'è stata questa sera? Beh sì dai, anche perché, cioè, ragazzi, adesso io quando vai a giocare in campi avversari l'arbitro non fa i fischi così facili, perché magari al primo fischio viene giù casino, è giusto, ma non, è un aspetto degli arbitri, ma più che altro incoraggiare anche
anche i ragazzi hanno bisogno di sentire il calore, perché ripeto, questa è una squadra che si allena 7 volte alla settimana e ogni volta dà il 110%, cioè non c'è nessuno che tira indietro una virgola, con gente che magari anche un mezzacciacco oppure sta lì, gioca, fa, e quindi se lo meritano. Dopo cresceremo su questi aspetti dove ci si chiude la vena e andiamo sempre al cardiopalma alla fine. E questa sera ce la gustiamo comunque. E questa sera ce la gustiamo veramente. Ha ragione di gustarsela veramente, perché è stata una gran vittoria contro Orzi Nuovi, insomma, per Marco Mian. La Ruker ritorna in campo nell'infrasettimanale contro la capolista Cesena, altra grande gara in quel del Palasystem di Saccon di San Vendemiano. Passiamo al Palaverde adesso, perché l'Imoco alla grande, non al Palaverde ma al Pala Igor di Novara, vittoria netta contro l'Igor Gorgonzola per 3-0, balza al secondo posto in classifica la formazione di Santarelli, dietro Scandicci, e stasera infrasettimanale si va a Bergamo per un incontro di campionato che, attenzione, non è semplicissimo, attenzione, anche perché Bergamo è reduce da qualche problemino, vorrà impegnarsi al massimo contro le campionesse d'Italia, quindi staremo a vedere. Le 4 squadre intanto che si affronteranno il 2 e il 3 febbraio a Verona nella Final Four di Coppa Italia sono, lo ricordiamo, Imoco, Scandicci, sono questi gli abbinamenti, e Busto Arsizio Novara. Sentiamo il servizio subito dopo la presentazione effettuata nella settimana scorsa a Verona di questa presentazione ufficiale appunto della Final Four. Andiamo a Verona. Sede del Comune di Verona, nel cuore della città, a 2 passi dall'arena, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della Samsung Galaxy A Coppa Italia, evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport. Alla conferenza stampa, presentata dalla responsabile eventi, comunicazione e relazioni esterne della Lega Pallavolo Consuelo Mangifesta, erano presenti il sindaco di Verona Federico Sboarina, l'assessore allo sport al tempo libero del comune Filippo Rando, il presidente della FIPA Verona Stefano Bianchini, il direttore generale Master Group Sport Antonio Santamaria ed il presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile Mauro Fabris. Il 2 e il 3 febbraio lo spettacolo della pallavolo di alto livello sbarcherà all'AGSM Forum per assegnare 2 trofei. Igor Gorgonzola Novara, Savino del Bene Scandicci, Imoco Volli Conigliano e Unit Ework Busto Arsizio si contenderanno la 41esima Coppa Italia di Serie 1, mentre la LPM Banca Alpi Marittime Mondovì e la Canovi Coperture Sassuolo andranno all'assalto della 22esima Coppa Italia di Serie 2. Verona è sempre stata una piazza con grande passione per la pallavolo femminile in generale e comunque per la pallavolo. Quindi immaginiamoci cosa potrà succedere nel momento in cui arriva a Verona la pallavolo femminile italiana, che in questo momento è ai massimi livelli appunto internazionali. Sarà una bellissima finale anche di A2, le sorprese ormai non si contano nel nostro movimento, ma alla fine se la sorpresa diventa una costante non è più sorpresa. Questo significa che c'è una capacità invece di crescita del nostro movimento in senso ormai totale, che tocca il vertice della 1 ma che tocca il movimento nel suo complesso, appunto come anche la 2, che ne fa parte a pieno titolo. Sì, sicuramente questo è l'evento che per Master Group Sport ricopre un'importanza veramente di rilievo, sia da un punto di vista di pallavolo giocata, perché alla fine questo è l'evento clou della stagione sportiva, ma anche da un punto di vista proprio di spettacolarizzazione. Noi utilizziamo sempre questo evento per sperimentare, per fare qualche cosa di più e qualche cosa che non sia stato visto nel mondo dello sport. E sarà una grandissima Final Four, questo ce l'auguriamo. Concludiamo quest'oggi con l'atletica leggera. Domenica si è corso a Vittorio Veneto il classico cross e allora andiamo a sentire il servizio realizzato. Avevo preparato bene quella di Galliera, poi questa ho detto cerco di mettercela tutta, speriamo che vada bene. Siccome avevo fatto una settimana di carico non sapevo cosa aspettarmi, però insomma ce l'ho messa tutta lo stesso. Ecco. Un commento sul percorso? Ti taglia il fiato perché è pieno di curve, devi accelerare, poi
ti trovi la curva davanti e subito dopo devi riprendere, quindi è abbastanza faticoso, però dal punto di vista mentale è anche allegro, diciamo divertente, perché devi stare attento a qualsiasi curva, a qualsiasi cosa devi fare, non è dritto e basta, insomma. Okay, thanks. Do you like this run? Yes, I like this cross. It's very good to me. Yes. Sì, oggi è arrivata questa buona seconda piazza, sono molto soddisfatto. La tattica di gara oggi è stata un po' diversa dalla prima campestre che ieri a Veneta. Oggi ho deciso di partire un po' più cauto, anche se tutti gli altri sono partiti fortissimo. Poi sono riuscito a fare sta gara in progressione o comunque a mantenere il ritmo senza avere cedimenti. Pian piano sono andato a raccogliere i miei avversari, portando a casa questo soddisfacente secondo posto. Come al solito ormai è tradizione che Vittorio ospiti delle 5 prove, la prova più numerosa, probabilmente anche grazie al periodo e visto che tutti si stanno preparando per i prossimi campionati italiani individuali. Che gare hai visto oggi? Oggi ho visto gare giovanili importanti con delle individualità ben precise. Le società solite comunque hanno dei collettivi molto forti e quindi credo che anche quest'anno ai campionati italiani avremo la possibilità di ben figurare. Direi che abbiamo cominciato bene l'anno con una grande partecipazione numerica da parte di tutto il Veneto, di tutte le società, comprese le veronesi che normalmente un po' declinavano l'invito in quanto un po' lontana per loro. E invece sono state partenze da 200 iscritti, da 200 partenti, da 190, quindi direi molto bene. Gli orari sono stati rispettati e questo è importante, le gare sono state anche tecnicamente molto valide, soprattutto anche quelle dei piccoli che non sembra ma ci sono già atleti con delle qualità veramente importanti e quindi direi molto bene come inizio. Questo era il cross Città della Vittoria a Vittorio Veneto e concludiamo con un invito, quello di andare, eccolo qua, questa sera magari a Treviso, perché Treviso si colorerà di rosa, Prefettura, Teresona e Porta San Tommaso saranno colorati di rosa a 100 giorni dal via del Giro d'Italia. Pronti? E allora ci andiamo a Treviso. Buona serata a tutti.